E questo è un passante, si chiama Passante Verde, ma di fatto è un parco, un grande parco lineare urbano che parte da Dolo e arriva fino a Quarto d'Altino. Pensate, un parco che misura circa 100-110 ettari, credo sia il più grande nella provincia tra Venezia, di Venezia e di Treviso. Il progetto prevede la piantumazione di 4.500 piante ad alto fusto e 9.000 arbusti piantati nelle aree di Passante corrispondenti ai nodi di Spinea, Vetrego, Mirano e Campocroce, oltre che il tratto compreso tra l'innesto di Quarto d'Altino e Mogliano Veneto. Solo piante italiane e autoctone, quali aceri, frassini, pioppi, rose, lavanda e altre tappezzanti fiorite, targate e tracciabili che permetteranno la creazione di habitat naturali idonei al territorio, facendo da schermo visivo e abbattimento degli inquinanti. Ad occuparsi della piantumazione saranno 22 aziende agricole residenti e operanti in zone limitrofe a quelle interessate dal progetto. Chi transiterà sul Passante, che cosa vedrà allora fra un anno? Beh, a me piacerebbe che vedesse un bosco continuo, forse non sarà così, comunque vedrà, tipo le autostrade tedesche con le foreste in fianco, purtroppo non sarà così, comunque vedrà un paesaggio rurale ricostituito rispetto alle ferite che il Passante indubbiamente ha provocato. Il parco Passante Verde, il cui costo finale sarà di 47 milioni, verrà consegnato alla popolazione già il prossimo autunno. Si inizia la piantumazione degli alberi, quindi gli alberi, vedete, non sono di piccolo fusto, sono di medio fusto, per il completamento di questa operazione avviene tra adesso e la primavera del prossimo anno, quindi i primi effetti, ovviamente perché devono crescere e devono attecchire, i primi effetti li vedremo per il settembre del prossimo anno.